Commissario, ma dove volete andare? È pericoloso, datemi lei. Tutto cominciò a Forlì l'ultimo giorno di marzo del 1925. La folla inferocita aveva circondato i locali delle turbine, dove si erano asserragliati gli anarchici accusati di aver sabotato la centrale elettrica. Il vicecommissario Giovanni Marotta. Lo sapete che gli assembramenti sono proibiti? Commissario! Da là dentro escono solo 4 cadaveri! 5. Perché se provi a entrare io ti sparo. Avanti! Tornate a casa! Circolare! Giorni dopo ricevetti un fonogramma urgente dei miei superiori. Pensai subito a una tardiva rappresaglia, ma non ne parlai né con mia moglie perché non volevo si preoccupasse, né tantomeno con i miei suoceri, l'ingegner Fiume e sua moglie, di salda fede fascista. Senti, tu aspettami qui in macchina, io non ci metterò più. Sì, signore. Questo cazzo di liberale. Allora siamo intesi? Va bene, signor commissario. Bene. Caro dottor Sinelli, Ingegnere, che come piacere, va? che piacere. Non immaginavo proprio di averla qui stasera. Ma perché mai? Sono preoccupato. Non vorrei ecco che il mio genero le avesse procurato qualche imbarazzo. Ma no, anzi, signore. Gesto di encomiabile coraggio che merita il massimo rispetto. Guarda, prego. Un minuto. Ciao. Ah, che mi fai questo? No, no, basta. Lo so io cosa ci vuole, aspetta. Ah, ecco. Ci vuole musica più romantica. Ascolta. Lasciate scegliere. Questa. È bellissimo. L'ho sentita una volta, ma... Sì. Vede? È un momento delicato, difficile. Dobbiamo rimanere fermi, non mostrare il fianco ai nostri nemici. Quelli si inventerebbero di tutto pur di screditarci. Persino che il Dumilu, l'assassino di Matteotti, sia stato fatto fuggire all'estero da noi fascisti. È assurdo. Vero, vero.